arrestata da Mattarella. Esce dal carcere l'ex guardia giurata di Cittadella che a Vedelago aveva sparato al ladro in fuga uccidendolo fuori dall'istituto penitenziario. Le lacrime e gli abbracci di gioia, ora starò vicino a mia moglie, il suo primo pensiero. Clamorosa contestazione al presidente Zaia oggi a Palazzo Balbi. Durante il punto stampa l'opposizione ha fatto un blitz lamentando la sua assenza per l'ultima seduta del Consiglio Comunale. Adesso è atteso a breve l'annuncio di Meloni, Salvini e Tajani sul candidato governatore del centrodestra in Veneto Stefani, pronto all'investitura. Travolge con l'auto un ciclista e poi lo rincorre con una mannaia. 50enne arrestato dai carabinieri di San Donato di Piave per tentato omicidio nel mirino dell'aggressione un conoscente con il quale aveva litigato per un debito. Mentre continua la mobilitazione degli orchestrali, la polemica politica, il caso della contestata nomina di Venezzi sulle pagine del New York Times. Lutto nel mondo della cultura. È morto a 89 anni Renato Casara, lo storico illustratore trevigiano che con i suoi manifesti ha raccolto la storia del cinema, dei capolavori italiani a quelli di Hollywood. L'ultima intervista da noi il 5 settembre scorso. Edizione regionale dei nostri telegiornali. Buonasera a tutte e a tutti. E subito dalla nostra Luisa Bertini che si trova fuori dal carcere di Montorio, da dove è da pochissimi minuti uscito dal carcere. L'avete sentito anche dai nostri titoli. Massimo Zen, l'ex guardia giurata che aveva sparato al ladro in fuga uccidendolo. La grazia solo pochi giorni fa dal presidente Mattarella. Luisa, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo davanti al carcere di Montorio dove da poco è tornato in libertà Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella che nel 2017 aveva sparato e ucciso al giostraio Manuel Maior che insieme a due complici stava fuggendo in auto. Di pochi giorni fa la notizia della grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica. Oggi momenti ovviamente di grande concitazione ad attenderlo qui fuori dal carcere, la moglie Franca Berto, momenti emozionanti, anche alcuni amici, momenti che vi raccontiamo e che noi abbiamo raccolto e che guardiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Fa caldo, è finita e basta, mi interessa curarmi, cosa essenziale, e poi un po' alla volta riprendere in mano tutto quanto e stare con mia moglie. Qual è la prima emozione? Caldo, no, essere fuori da qua e tornare a casa, da quello che avevo lasciato. Se l'aspettava questo epilogo? Sì e anche no. È stata una bella battaglia, c'è voluta la salute per ottenerla, la vittoria, però alla fine sono fuori. Questi 30 kg mancanti? Se non puoi mangiare per problemi di salute, 30 kg li perdi. Non sono pochi 30 kg. In tutto questo tempo ci sono state tante persone che hanno creduto in lei, sua moglie in primis. Sì, lei devo ringraziarla perché lei è la mia forza e poi ho visto che i veri amici sono rimasti. Ho fatto un po' di pulizia, farò un po' di pulizia attorno a me, questo è servito anche a questo, è servito a fare un po' di pulizia attorno. Adesso una volta tornato a casa quali saranno le prime cose che farà, le prime cose a cui penserà? Beh, intanto rivedere tutta la famiglia, vedere mio papà che sta male e poi curarmi e poi ricominciare a lavorare. Adesso si guarda un po' al futuro, obiettivi? Obiettivi, riprendere in mano tutti i progetti che c'erano prima di entrare, che non sono pochi. E devo finire anche a studiare alcune cose per un progetto. Ce ne dica qualcuno? C'è il discorso dei cani in ballo. Devo finire a fare gli esami come educatore cinofilo, c'è l'attività che ho lasciato, la palestra, però in primis si viene la famiglia in tutto e poi tutto il resto. Quando c'è stata la concessione di grazia, qual è stata l'emozione, la prima cosa a cui ha pensato, insomma l'incredulità forse? Io sono salito dal canile alle 7:20 e non lo sapevo. Lo sapevano tutti fuori che io, lo sapevano. Sono arrivato su, me l'hanno detto e poi ho visto il telegiornale, ci speravo,
era l'ultima spiaggia collegata alla salute, e per cui adesso è finita. Non ci ha creduto subito? No, ci ho messo un po' a crederci. Ho dovuto rivederla più di una volta, ho dovuto. Io chiederei qualcosa anche a sua moglie, perché in tutti questi anni è stata sempre presente anche con noi. Finalmente abbiamo finito una lotta che è stata lunga, faticosa, ma in due si supera tutto. Adesso l'auspicio per il futuro, lasciarsi tutto alle spalle. Ci lasceremo sicuramente, cercheremo di lasciarci alle spalle, sarà difficile, sarà un po' dura, però dai, ce la facciamo. E la sua di emozione oggi? Beh, incredibile. Io ero abituata a coccolarmelo anche dentro, però un conto è dentro le due mura, un conto è fuori, che so che viene a casa con me. Adesso le prospettive? Prospettive, la vita normale, che è una grande cosa. Non vedo l'ora di tornare a fare la moglie, quella che alla mattina va a lavorare e brontola contro il marito. Così dunque da Montorio, grazie a Simone Squarcino e Luisa Bertini per queste immagini e l'intervista. Noi andiamo subito a Palazzo Balbi, siamo a Venezia, perché oggi durante la conferenza stampa il presidente Zaia è stato contestato da consiglieri regionali di opposizione dopo che avevano chiesto ripetutamente conto al presidente delle sue numerose assenze in consiglio. Domande? Prego. Se devo fare la scorreggiata? Sì. No, tanto ci eravamo preoccupati che avesse trovato traffico dal Balbi a Palazzo Ferrofini. Noi siamo in consiglio regionale, non so se lo ricorda quell'aula. Oggi è l'ultimo consiglio della legislatura, dobbiamo approvare l'esercizio provvisorio. A fine settembre le abbiamo chiesto di essere presenti a questa discussione e lei non solo neanche questa volta, come altre 180 volte su 200, non era presente. Rispetto per i veneti, rispetto per i 5 milioni di veneti, dov'è? Il bilancio in 12esimo dopo 20 anni, il rispetto dei veneti dov'è? Ho giocato un filino. Con un autentico raid, i consiglieri regionali di opposizione irrompono a Palazzo Balbi. Zaia sta presentando un finanziamento a dei palazzetti del ghiaccio esattamente in contemporanea alla seduta del Consiglio regionale che metterà il Veneto in esercizio provvisorio di bilancio, una modalità che limiterà le capacità di spesa per i prossimi mesi. Se il Presidente non si presenta in aula neanche in questo caso, dicono i consiglieri di opposizione, andiamo noi da lui. Il clima è incandescente. Sta facendo una conferenza stampa su uno stanziamento di 18 mesi che abbiamo approvato col bilancio di previsione 18 milioni di 8 mesi fa, non c'è nessuna novità o urgenza. Se si va a votare il 23-24 di novembre, mi volete spiegare come si fa a votare il bilancio prima delle elezioni? Si poteva votare il 27 come 5 anni fa, facevamo un bilancio. Ha deciso lei di votare a fine novembre. È lei che ha detto la data. Ho deciso io di votare. Serve questa responsabilità. I consiglieri di opposizione invitano ripetutamente Zaia ad andare con loro in Consiglio regionale, offrendogli un passaggio sul motoscafo che hanno utilizzato per arrivare. Se lei stamattina era in Consiglio regionale, noi non avremmo disturbato nessuno. Pensa che prendi il mio stesso stipendio, Zanoni. Infatti eravamo in consiglio. Ma scusa Chioggia, Siamo Montanariello, Presidente, non Chioggia. La prima volta ho fatto in una. Secondo, siccome te davanti sembra essere ciosotto, io ti ho chiamato Chioggia. Consigliere Montanariello. Scusi consigliere Montanariello, la sceneggiata oggi l'hai fatta, anzi l'ha fatta, ti do anche da lei. Comunque se c'è scusa di venire noi l'aspettiamo là. Te l'ho già risposto, la terza volta mi incazzo. Va bene? Te l'ho già detto. Si incazza di cosa? Ma si incazza di cosa? Noi siamo già. Penso che la sceneggiata sia sufficiente. Questa volta si incazza, cosa vuol dire? Mi spieghi? Siamo noi che siamo avanti. Alla fine ognuno rimane sulle proprie posizioni in un incontro che ha scavato un ulteriore solco tra due visioni politiche diametralmente opposte. Zaia resta a Palazzo Balbi mentre i consiglieri riprendono il motoscafo per Palazzo Ferrofini. Consigliere Montanariello, grazie. Consigliere Camani, buongiorno. Grazie. Scusate, ma devo andare avanti, abbiamo degli ospiti che sono bravi, fate bene. Buongiorno Mazzolo. Sentiamo dunque la posizione delle opposizioni.
Perché oggi siete andati da Zaia a Palazzo Balbi? Ma oggi all'ordine del giorno del Consiglio regionale c'era l'esercizio provvisorio di bilancio che vincola i primi mesi del prossimo anno a delle spese in dodicesimi, quindi mette molta rigidità nell'utilizzo dei fondi regionali. Questa è una decisione importante e la responsabilità politica di questa scelta è di Luca Zaia. Discuterlo in Consiglio ci sembrava la cosa più logica e più rispettosa dei cittadini del Veneto. Non averlo visto in aula per noi è stata una sorpresa. Non sono soddisfatti delle risposte ricevute i consiglieri regionali di opposizione che per esortare la partecipazione del presidente Zaia all'ultima seduta del Consiglio regionale, quella che mette in esercizio di bilancio provvisorio il Veneto limitandone le capacità di spesa per i prossimi mesi, hanno deciso di andarlo letteralmente a prendere a Palazzo Balbi. Mentre noi siamo in aula a discutere i provvedimenti che impattano direttamente sulla vita delle venete e dei veneti, lui convoca la conferenza stampa a Palazzo Balbi, argomento vario ed eventuali. Oggi toccava ai palazzetti del ghiaccio, dell'hockey e di altri sport invernali, può esserci anche la sagra di paese, può esserci anche una discussione libera con i giornali, che è tutto legittimo, ma il fatto che lui per 5 anni lo abbia fatto scientificamente in contemporanea al Consiglio regionale è davvero una mancanza di rispetto, non dei consiglieri di minoranza, ma del Consiglio regionale tutto. Nel corso del raid a Palazzo Balbi e dell'animato scambio di battute che ne è seguito, i consiglieri di opposizione hanno ripetutamente invitato Zaia a salire in motoscafo con loro per andare in Consiglio regionale. L'invito che ha ricevuto a unirsi ai consiglieri e andare in Consiglio regionale, perché ha risposto no? Ma ho risposto chiaramente perché chiedere la presenza del Presidente da giorni dicendo che questa amministrazione è irresponsabile perché manda la Regione in esercizio provvisorio vuol dire raccontare una non verità, per non dire altre robe, perché l'esercizio provvisorio lo devi attuare perché non ci sono i tempi per approvare un bilancio e non lo dico solo io, lo dice il collega del PD della Campania e il collega del PD della Puglia che hanno lo stesso problema. Il bilancio non si riesce ad approvare prima di metà dicembre, perché quelli sono le date. Le opposizioni sono invece dell'avviso che le elezioni si sarebbero potute convocare prima per dare modo alla nuova amministrazione di fare un proprio bilancio, oppure ancora votare un bilancio provvisorio sul quale poi la maggioranza uscita dal voto del 23 e 24 novembre avrebbe potuto operare degli assestamenti. In ogni caso per le opposizioni si tratta di una scelta politica che andava discussa e motivata in aula, dove però, dicono, in questi anni Zaia si è visto poco. Zaia ha una percentuale di presenza in Consiglio regionale del 6%, molto al di sotto della media dei suoi colleghi delle altre regioni che sono oltre il 50% e una percentuale di votazioni ancora più inferiore dello 0, quindi insomma è un voto del tutto insufficiente. Tra l'altro sappiamo che si vuole candidare a consigliere regionale, speriamo che magari con la prossima legislatura possa essere più presente. In attesa del nome del candidato dunque c'è la strategia delle liste. Ieri sera a Ring il coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi ha confermato l'ipotesi di una sua discesa in campo come capolista in tutte le province, come Zaia si profilerebbe così un intrigante derby dentro lo stesso centrodestra. Quanto è vera, se lei può dirci una parola su questo, l'idea che anche lei stesso possa essere in campo, ne abbiate discusso, questo insomma non era un segreto, ma come capolista in tutte le circoscrizioni delle regionali, quindi Flavio Tosi per tirare il voto di Forza Italia. Quanto è vera, qualora ci fosse Zaia dall'altra parte nella Lega? Cioè quindi, sì o no? È vero questa o no? Allora, come se guardate e siete attenti osservatori, fino adesso della indicazione di Zaia capolista per la Lega, che è legittimo, e devo dire anche sarebbe una strategia intelligente, perché insomma è una figura che porta sicuramente tanto consenso e quindi ci starebbe. Però se lo vedete a Luca Zaia è stato domandato e fino adesso su cui non ha risposto, ha detto stiamo parlando di tante cose. Anche noi in Forza Italia stiamo parlando di tante cose. Dico che è plausibile che la Lega candidi Luca, anche perché è possibile tecnicamente, candidi Luca Zaia come capolista in tutte le province, è altrettanto possibile che Forza Italia candidi Flavio Tosi capolista in tutte le province. Ecco, e l'uno regge l'altro? Cioè, capisce cosa intendo dire? Che se questa è una domanda è molto interessante, perché sarebbe il derby. Una risposta vaga e democristiana, può essere. Vabbè, non mi aspettavo. Vabbè, molto interessante perché
E sono stati attimi di terrore a San Donà di Piave, invece pochi giorni fa. Andiamo alla cronaca per la lite dopo un diverbio che è sfociato in un tentativo di omicidio. Anna Maria Parisi. Prima ha travolto il ciclista con l'auto schiacciandolo letteralmente contro la vetrina di questo negozio Lady Nails, mandata in frantumi. Poi lo ha rincorso brandendo una mannaia da macellaio nascosta nel bagagliaio, con il ciclista che, sebbene sanguinante, ferito, sotto shock ma lucido, è riuscito a fuggire per un soffio e a chiedere aiuto chiamando il 112. Il tentato omicidio all'1 nella notte tra giovedì e venerdì scorso a San Donà di Piave, lungo la centralissima via Ancillotto, a 2 passi dal Duomo. Qui, grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno fermato subito dopo l'episodio di inaudita feroce violenza l'aggressore, un 50enne tunisino. Aveva nascosto in alcune siepi l'arma con 2 coltelli e un cacciavite, tutti sequestrati. Il 50enne ora in carcere dopo l'udienza di convalida. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è presente, assidua, presidia il territorio, la nostra polizia locale. La scena da arancia meccanica per vecchie beghe personali, soldi non restituiti e la gelosia per una donna, è consumatasi nella stessa via dove il 14 giugno scorso un 17enne aveva dato fuoco ad un'attività di distributori automatici, distruggendola alle 4 del mattino con una bomba Molotov. 2 fatti abbastanza gravi che non sottovalutiamo, ma 2 episodi isolati, tutti brillantemente risolti nell'arco di pochi giorni dalle forze dell'ordine. Vecchie ferite personali dunque che covavano dentro l'animo del tunisino 50enne da tempo e che sono esplose nel modo più violento. L'appello del sindaco affinché la comunità torni a riappropriarsi dei propri spazi pubblici, anche andando alla sera a teatro, al cinema, presidiando così le strade con la cultura e la socialità. È indispensabile che i cittadini abbiano la volontà e la voglia di uscire di sera e di non lasciare aree abbandonate a se stesse che diventano poi rifugio di malintenzionati e di persone poco raccomandabili. Il caso della nomina di Beatrice Venezia, direttrice della Fenice, finisce sul New York Times. Sulle pagine dell'importante giornale americano, la vicenda della direttrice del museo La Fenice. La protesta, simbolo della tensione, sta suscitando dunque anche il dibattito internazionale, mettendo sotto i riflettori le modalità della nomina e il futuro artistico del teatro. Domani sera al Festival delle Idee di Mestre dovrebbe esserci la prima uscita pubblica di Venezia dopo la nomina. I sindacati hanno annunciato che non ci saranno contestazioni. Una notizia che arriva dal Trevigiano: si è spento a 89 anni Renato Casaro. Qui nella sua ultima intervista che aveva fatto proprio i nostri microfoni lo scorso 5 settembre durante l'inaugurazione della mostra a lui dedicata al Museo Salce di Treviso. Il grande illustratore commentava la dedica che gli aveva fatto Quentin Tarantino in occasione del film C'era una volta Hollywood. Quel giorno era presente anche John Garco, che per anni aveva vestito i panni di Sartana. L'attore parlava dell'arte di Casaro come una persona che sapeva cogliere il sentimento e l'essere di ogni personaggio. Immagini e parole che raccontano cosa ha rappresentato per il mondo del cinema e non solo la figura di Casaro, morto improvvisamente all'ospedale di Treviso, dove era ricoverato da qualche giorno per una polmonite. Così tutto il cordoglio non solo della politica ma anche del mondo cittadino. Si chiude così il telegiornale regionale, le previsioni del tempo dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.